Bella raga, ciao a tutti dal commentore veneziano, Gran Premio del Giappone, 10° posto in griglia, non male. Dai fioi, dai fioi, dai gas, dai gas, dai gas. Fine prossima gara prometto di sistemare il casco e le altre cosette. Scusate, non mi ricordo mai. Comunque bellissimo, comunque per chi mi chiede com'è il gioco, molto bello, molto migliorato. L'intelligenza artificiale sbaglia molto rispetto a una volta, quindi le gare sono un po' meno prevedibili, anche se è chiaro che i più forti arrivano sempre bene, nel senso Kent qua sta dominando, però dai, c'è un po' più di bagarre anche da questo punto di vista. La grafica è migliorata a mio parere di molto rispetto al 14, che per il 14 era veramente buggato in una maniera spaventosa. Dai, cerchiamo invece deve almeno lottare con i top 5 in questa gara, però non lo so, non mi sento sicurissimo. No, ma che cazzo fai? Cosa come? 10° posto. 10 place, nell'inglese perfetto. Perché voglio essere il dominatore. Il prossimo anno però con la moto figa. Voglio vincere in Moto 3, Voglio spaccare un po' i culi. C'è il Bastardini, l'uomo di merda, fe. Dai, pompala, Beppe, pompala. Guarda che bagare, guarda quanti, se ne superano tutti, fioi. Vediamo che sono tutti vicini, però in Moto 3 è così purtroppo. In Moto 3 è così, tutti attaccati. Dai però, madonna, che moto di merda che ho! Che moto di merda! Sempre 10° posto, non sono tanto soddisfatto di questo primo giro proprio per niente. Pensavo di essere già a lottare con i primi, invece sono ancora qua relegato a posizioni di merda. Dai fioi. Comunque l'hashtag Comenda Veneziano deve pompare, come l'hashtag le ragazzette che vogliono il manubrio. Che brutta curva questa. Qua rischio di essere superato da 100.000 persone. Giro record del quarta. Il quarta, fioi. Niente, non riesco a prendere questo gruppo. Dai, come però, ma non sembri un fenicottero con le mutande che pardate. Dai, svegliati, Cristo. Qua forse pago anche una moto veramente. I mandarini, ho una moto di mandarini. Bruttissimo. Ho perso 4 posizioni. No, non ci siamo proprio. Momento veramente orribile per Veneziano. Sto finendo veramente male la stagione, non pensavo onestamente. Si sarà gasato il Comena dopo le grandi prestazioni? Chi lo sa. Andiamo a riprendere qualche posizione. Il 14° veramente è da merda, Involuzione come molto tipico, purtroppo. No! Com'è? Dai, basta però, cioè, non lo so. Non ho parole. Stiamo andando veramente male adesso. Va un po' lungo Locatelli. Dai, dai. Male, molto male. Una seconda parte veramente brutta. Bruttissimo incidente. Bruttissimo incidente di Veneziano. No, per carità, rispetto ai primi anni delle scorse stagioni, che il primo anno arrivavo 11° 12° in classifica, 5° posto, 6° sarebbe anche positivo, però sono veramente in crisi,
veramente in crisi. La batteria sta scaricando, ok. Ho rimesso le notifiche, grazie a chi me l'ha detto. Era cornflakes. Ho le gomme anche finite. Per l'incidente. Delusione totale. Gara proprio brutta. E le qualifiche non erano, perché 10° posto sono buone qualifiche per i miei standard, che poi in qualifica anche nelle passate edizioni non sono mai stato un fenomeno. Infatti anche per questo forse è giusto contare da adesso le statistiche come indiane con MotoGP, perché prima facevo proprio delle qualifiche, un giro facevo e basta. Un coglionazzo puro. No! Finisce la gara, ragazzi, un 21° posto, amarissimo. Molto male. Ma delusissimo veneziano, non ne sta più intivando uno, ragazzi. In 4 gare 1 punto. In attesa di vedere i festeggi. In 4 gare 1 punto. E Navarra 2 punti. Bene. Molto bene. Vai raga, siamo in Australia, Filippo Isola, 3° posto in griglia, molto bene, ma ho dimenticato tutto, sia di cambiare i guanti e di cambiare il casco. Mi dispiace che sono una pippa, è ufficiale. Dai, la pole era impensabile, ragazzi, purtroppo, erano troppo veloci, Kent e Oliveira avevano un passo in più, comunque potete anche voi vedere che nel rettilineo perdo tanto. Nel rettilineo, visto in qualifica, roba devastante, invece nel tecnico riesco a fare benino. Circuito molto rapido e quindi è per quello che lo soffro, però diciamo che non è un contatto favorevole questo, quindi riesco a recuperare perché come si trova bene qua. Vediamo l'obiettivo podio, speriamo sarà durissima, ma ci proviamo. Ecco qua, comincio a perdere la sbrega. Ardia, eccolo là, guarda il porco, guarda il porco. Navarro, ciao Nava. E ora stiamo ottenendo il 3° posto con le unghie, con i denti. Vediamo cosa combina Kent e Oliveira, magari si scontrano, speriamo. Concentration please, concentration. Se le stanno dando di santa ragione però loro due, eh? No, brutto sto errore. Mamma che brutto. Mamma che brutto. Quanto ho rischiato. Quanto ho rischiato. Siamo quinti, ho perso 2 posizioni proprio gratis. Guarda il rettilineo quanto perdo. Guarda il rettilineo quanto perdo. Brutte queste 2 posizioni perse fanno male, eh? Fanno molto. Troppo. Dai cazzo, però il podio lo voglio. Ma ora arriviamo primi, andiamo fuori dal podio. Una via di mezzo non ci sono. Se ne stanno andando. Purtroppo se ne stanno andando. Troppo largo. Mamma mia. Che schifo. Aravino. Ma cosa devo fare per arrivare al podio? Cosa devo... Vasquez, dai. Guarda come mi sta rallentando quella merda di Franco.
Mamma quanto ho rischiato anche qua, fioi, che spoccio, sto rischiando a cannone. Dai, cavolo. Con un super giro il podio è ancora possibile, ve lo dico io. Spingi, vecchio mio. Prendi la scia che Moto3 è tutto. Neanche qua riesco a fare giri record comunque. Dai come, dai, entra subito. Molto, questo è un gran sorpasso, molto difficile. Bravo. Solo che il terzo e il quarto sono veramente... Ah, va ancora, ma basta, Vasquez, dai, madonna. Che lotta col Vasquez. Lungo. Mamma, ho avuto il miracolo. E il miraculous. Sono fuori dal podio. Sono fuori dal podio. Il divertimento. Dai, buttatevi fuori, cazzo, sarebbe troppo bello. Niente da fare, fanno i bravi. Navarro e il quarta. Niente da fare. Dai, torniamo protagonisti, top 5, va bene. Il problema è che volevo il podio, però col terzo posto in griglia ci speravo. Niente, sto anno si va meglio in qualifica. Incredibile, ragazzi, è tutto grottesco, ma va bene. Come saluta tutti. Bravo, dai, vabbè, va bene così, dai, va bene così. Va bene così. Mentre i protagonisti della gara raggiungono... Però sprofondiamo al sesto posto. Il sesto posto è quasi sicuro, porca. Devo recuperare adesso. Oh là. Ferma. Arrivano bei soldini. Perfetto.